Il fine vita spacca il Consiglio regionale del Veneto. Un tema che ha portato una pressione enorme sull'Assemblea, sia dall'esterno che all'interno dei vari schieramenti. Se ne è discusso per l'intera giornata e non sono mancati i colpi di scena. Non è un colpo di scena invece la posizione di forte contrarietà al progetto da parte del vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che fin dal principio ha posto le sue forti perplessità personali, etiche e, perché no, politiche di fronte all'argomento. Non fa parte né del programma del centrodestra né tantomeno del programma della Lega portare avanti questo tipo di iniziativa normativa. Ricordiamoci che il sistema sanitario regionale e nazionale è nato per curare i cittadini e non per attuare delle pratiche di morte come quelle che si vogliono portare avanti all'interno di questa regione. Per Finco e per molta parte di chi ha votato no, ci sono comunque cure palliative in grado di accompagnare le persone verso una fine dignitosa e priva di dolore. La vita è sacra, la vita va tutelata dall'inizio fino alla fine. A mio parere questa è una legge che il Veneto assolutamente non deve approvare. Una legge simile, avverte Finco, apre un varco e non si sa cosa possa entrare in Veneto da quel varco. L'esempio portato è quello dell'eutanasia applicata in alcuni paesi europei. Sono partiti magari 20 anni fa col suicidio medicalmente assistito e oggi l'eutanasia invece viene applicata ai depressi, viene applicata in alcuni casi ai neonati, viene applicata a tutte quelle situazioni magari di malattia difficile. Molte delle critiche a questo percorso riguardano proprio un eventuale conflitto di attribuzioni, visto che c'è chi sottolinea come a dover decidere su un tema così complicato sia il governo nazionale e non certo quello regionale. Questo è un voto personale, un voto secondo coscienza. Noi di Fratelli d'Italia voteremo no all'unanimità perché crediamo, abbiamo lavorato, abbiamo condiviso un percorso che eventualmente dalle altre parti magari non è stato fatto, però io non voglio parlare delle mie motivazioni per il no, sono quelli per il sì che devono dare delle spiegazioni. In ogni caso si tratta di una scelta personale e proprio su questo dettaglio non da poco si basano le perplessità di chi ha visto una forzatura nel percorso politico imposto alla legge.